Ok, buongiorno. Come state voi? Tutto bene? Tu che sei a casa? Possiamo iniziare questo culto oggi di lode e adorazione al nostro Dio e vivendo questa esperienza con Lui. Questa mattina vogliamo camminare nel senso di essere un solo corpo, di essere attaccati uno con gli altri e quanto è prezioso sapere che questa è la Chiesa di Dio. E hoje siamo qui per adorare il nostro Dio, per servire al Signore e siamo qui oggi per offrire un culto, offrire la nostra lode e l'adorazione. E se tu sei qua oggi perché tu hai fatto una decisione per il Signore e per Lui. E è su questo che vogliamo camminare questa mattina. E tu que sei a casa, que tu possa seguir-te e ali, casa, possa adorar o Senhor e sentir questa sua grazia. Preghiamo, chiudi i tuoi occhi, possiamo iniziare il culto e pregare in questo momento. Possiamo pensare perché siamo qui, possiamo pensare perché Dio ci ha portato a essere qui. Possiamo pensare questa mattina che abbiamo vissuto due esperienze molto interessanti. Una morte e una nascita di una bambina. Quante volte noi pensiamo nella nostra vita e ci dimentichiamo di un'eternità e allo stesso tempo la ragione di una creazione, di una esistenza. In entrambi adoriamo il Signore. Il Signore è degno e il Signore continua a essere Dio. Nostro Padre riconosce, oh Padre, o quanto piccoli siamo, riconosce la nostra fragilità, le nostre debolezze. Riconoscendo questo, oh Padre, percepiamo quanto abbiamo bisogno di Te, o quanto abbiamo bisogno del Tuo abbraccio, del Tuo sostegno, della Tua grazia. E questo culto, Padre, riconosciamo tutto questo e vogliamo offrirti. Vogliamo iniziare e vogliamo, Padre, vivere una camminata con Te. Tu sei il Dio della nostra vita, della nostra storia. E questo culto è per Te. Grazie e misericordia. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, possiamo adorare, possiamo iniziare questo culto, pensando che il Dio è il nostro grande Dio. Adoriamo. Possiamo battere le nostre mani? In te posso ogni cosa, io posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è impossibile in te, i ciechi vedono, le mura crollano e per fede dirò, niente è impossibile. Io so che
e cantiamo al nostro Signore che il nostro Dio è grande, grande in potenza, tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te, amen, non c'è un altro come il nostro Signore, cantiamo. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Grande in potenza, grande in potenza tu sei. Ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Signore, ti ringraziamo perché tu sei qui, Padre, ti ringraziamo perché abbiamo l'onore di lodarti, Padre. Ti ringrazio perché tu provvedi, Padre, ti ringrazio perché noi possiamo sentirti, Padre. Ti prego che questa mattina i miracoli avvengano, Padre, che cuori siano donati a te, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che fai ogni giorno, perché tu sei sempre vicino a noi, Padre. Ti chiedo di guidare il nostro cammino, Padre, durante il percorso della nostra vita, Padre.
E ti ringrazio per tutto quello che tu hai fatto, perché tu sei buono, Padre. Ti ringrazio per le tue misericordie, Padre, per tutto. Nel nome santo di Gesù, Padre. Amen. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Cantiamo. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi
miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Magnifico nome è il nome del Signore, incomparabile, colui che grida la pace, colui che ristora l'anima, colui che fascia le ferite, colui che ti dà un cuore nuovo, nonostante il cuore sia rotto, nonostante il cuore sia spezzato, nonostante il cuore sia sporco. Lui è lì pronto a ridarti un cuore nuovo, Lui è pronto a ridarti pace. Noi possiamo innalzare il nome del Signore sapendo questo, che in Lui noi possiamo trovare pace, in Lui noi possiamo trovare ristoro. Cantiamo, che magnifico nome è. Sei la parola dal principio, una con l'Altissimo. Nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico? Che magnifico nome, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui tra noi, perdonati dal tuo amore. Cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che splendido nome è, incomparabile. Che splendido nome è, il suo nome. Che splendido nome è, il suo nome. E canteremo così: la morte è vinta, il velo è spezzato e la tomba è vuota per sempre. Amen. La morte è vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto, mio Gesù, senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu
nome, Padre, sopra qualsiasi altro nome, Padre. Per questo noi ti lodiamo, per questo noi siamo qui, Padre, venendo a lodare te, Padre, non per altro. Che noi possiamo ricevere ora la tua parola, Padre, che questo possa metterci davanti a uno specchio, Padre, che questo possa anche metterci alla prova, Padre, che tutto questo sia come un vasaio, Padre, che modifica il vaso, e se c'è qualcosa che non va, Padre, rompe e rifà. Se c'è qualcosa che non va, mi mette il dito perché sia modificato, Padre. E tutto questo perché tu ci vuoi bene, Padre. Noi ti ringraziamo perché tu sei un Dio buono, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Amém? Prezioso cantare, lodare o nostro Dio e sentire questa sua parola e soprattutto quando viviamo questa intimità con Lui. Così la canzone, la musica è una dimostrazione di che c'è qualcosa che ci porta a stare vicino al Signore in adorazione. E non è solo qua, ma è sempre, ogni giorno, ogni momento. E quanto è bello vivere questa esperienza con il nostro Dio. Oggi vogliamo camminare nella sequenza do livro di Efesini, stiamo arrivando ao capítulo 4. Abbiamo lavorato nell'ultima predica 1 a 2 e oggi parleremo di 3 a 4 di questa importanza di essere un solo corpo. E è interessante che questo grido Paulo fa, questo grido Gesù fece, ossia questo grido che noi dobbiamo vivere come Chiesa in essere un solo corpo, questa intimità. Efesini 4, 1 a 4, una famiglia di Dio che vive questa unità. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarti-vi in modo degno della... Degno della? Qual è la nostra vocazione? Qual è la nostra vocazione? È quale che vogliamo camminare questa mattina. Degno della vocazione che vi è stata rivolta, com humildade e mansuetudine, com paciência, sopportando-vi gli uni gli altri com amore, esforçando-vi di conservare l'unità dello Spirito com il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Nostro Padre, vogliamo camminare questa mattina nella Tua parola. E questa parola è autorità. E che possiamo, Padre, sottometterci a quello che la Tua parola rivela. E non i nostri ragionamenti umani, ma di quello che la Tua parola insegna. Misericórdia e graça, lo Spirito Santo, Padre, possa guidar-te no nome de Gesù. Amém, Senhor. La prima domanda oggi, qual è la differenza di un club, di un'associazione e di una chiesa? Qual è la grande differenza? Qual è la grande differenza che c'è entre appartenere a un club, appartenere a un'associazione oppure appartenere a una chiesa? Io non parlo chiesa nel senso di denominazione, nel senso di un'organizzazione umana. Qual è la grande differenza? C'è una differenza importantissima, altrimenti lo scopo è la presenza dello Spirito Santo. È la presenza dello Spirito Santo che ti unisce. È la presenza dello Spirito Santo che ti fa essere un solo corpo. È la presenza do Spirito Santo che ti rivela le cose che vengono dal Signore. È la presenza dello Spirito Santo. E tante volte noi pensiamo alla presenza dello Spirito Santo e non riusciamo a capire questa presenza e la potenza e la guida che lo Spirito Santo ti dà nella nostra vita.
Perciò che quando lo Spirito Santo, collegato con la parola del Signore, rivela su di noi tutta la sua autorità e questa parola che io devo obbedire in modo completo e pieno. Perciò è la presenza dello Spirito Santo è che ti fa essere la Chiesa di Dio. È quando lo Spirito Santo fa parte della mia vita, fa parte del mio fratello, fa parte della vita delle persone intorno a me e che ti unisce in un solo corpo. E é questo che Paulo está parlando, é questo che Gesù stava gridando per noi, di comportatevi in un modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. La nostra vocazione è una sola, è mantenere l'unità di un corpo. É l'unità de um corpo que nós estaremos predicando o Evangelho de Cristo. Perciò que Cristo estava pregando pela unidade de questo corpo. Perciò que Paulo quase estava dizendo, comportatevi in un modo degno di questa vocazione che è stata rivolta. La mia chiamata è predicare o Evangelho, la mia chiamata è annunziare la parola del Signore. Ma Dio mi ha dato una vocazione che è mantenere a unità di questo corpo che è la Chiesa di Dio. Perciò che o nosso comportamento dentro della vocazione, nós siamo stati chiamati a mantenere l'unità di questo corpo. E existe um solo corpo, perché c'è só um solo Espírito. Perciò che no próximo prédica parleremo de um solo Espírito, um solo batismo, uma solo Chiesa. E é questa unità que Paulo estava ensinando. Perciò quando eu entro in una Chiesa, ci sono dei principi importanti che eu devo imparare a vivere. E já abbiamo visto humildade, mansuetudine, paciência, sopportare, amore, sforzo, conservare e vínculo. Perciò já abbiamo visto questa parte di umiltà e di mansuetudine e hoje nós continueremo a parlare di questa storia, di questo vincolo, di questo amore e di questo sopportare. E qua che eu devo capire certe cose della vita. Tu sapevi che il fratello, la sorella a tuo fianco è una persona molto ammalata? Una persona problematica? A persona ao teu fianco é uma persona molto problematica. Não pense que questa persona é uma persona perfeita, completa. É um problema que Dio ti ha donato. Perciò la persona ao mio fianco è un grande problema che Dio mi ha regalato. Perciò questa persona ao mio fianco, io ho bisogno di sopportare, ho bisogno di avere pazienza, eu devo sopportare in amore, eu devo creare un vincolo con questa persona, eu devo avere mansuetudine, eu devo avere umiltà con questa persona, in modo che questa unità possa essere fortificata e si cresce. Perciò questa persona ao mio fianco è un regalo che Dio mi ha donato in modo che eu impare a camminare con questa persona. E non è una camminata semplice, perciò che esiste una parola qua in questo brano che si parla di sforzo. Perché io non desidero, ma Dio mi ha dato la capacità di camminare con questa persona che non è stata una scelta mia. Chi ti ha messo questa persona ao fianco? Dio. O bello della nostra chiesa qua in Italia è che la gente proviene da diversi luoghi di questo mondo. E o bello di questa chiesa qua in Italia è che Dio ci raduna qua dove noi non abbiamo creato nessuna radice quando eravamo bambini o quando eravamo adolescenti. Tranne o gruppo di adolescenti e giovani qua che sono cresciuti assieme. Ma o bello di questa chiesa qua è che noi siamo radunati qua assieme e proveniamo di realtà completamente diverse. E Dio ci ha inserito qua in modo che io devo amare questa persona ao mio fianco. Perciò è questa ricchezza della comunità di Dio, sono le persone diverse. Perciò che Dio mi ha dato un regalo di appartenere a una famiglia. E questo regalo di appartenere alla famiglia è la sua famiglia, che è la sua chiesa. Perciò che la chiesa di Dio noi dobbiamo camminare con questa vocazione di mantenere questa unità. C'è un testo na Bibbia che dice: chi cerca di allontanarsi dagli altri è un egoista. Perciò una persona che si allontana dalla Chiesa, si allontana dalla persona, la Bibbia dice che è un egoista. Ossia, non sono io che affermo, è il libro di Proverbi, è la parola di Dio. E quando la gente dice, pastor, la mia ragione è questa, io dico, la tua ragione può essere qualsiasi, ma la autorità è la parola del Signore. E quando le persone stanno cercando di allontanarsi, è perché sta pensando soltanto a se stesso. Eu non ascolto le parole umane, eu ascolto la parola del Signore che afferma questo. Perciò se la parola afferma questo, è quello che è.
Perciò io devo sapere che le persone intorno a noi sono delle persone che Dio mi ha donato e io devo mantenere questa unità, imparare a camminare insieme con questa persona, e sono le persone diverse, e sono le persone difficili, e sono le persone che Dio mi ha donato per portare una crescita. Io non posso allontanarmi di queste persone. È lì che io devo creare questo vincolo che noi dobbiamo parlare tra poco. Colossesi 1,13 dice così: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Perciò Caio, la persona al mio fianco, noi siamo usciti dal potere delle tenebre. Chi eravamo noi prima di entrare nella Chiesa? Noi eravamo delle persone ignoranti, noi eravamo schiavi, noi cercavamo la nostra vendetta, noi avevamo odio come caratteristica, noi cercavamo di litigare, egoismo, dolori, senza speranza, persi. Questo era Caio, questa è la persona al mio fianco. Ossia, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e Dio ci ha portato dove? Al regno del suo amato Figlio. Io sono uscito di questo mondo delle tenebre, dove c'era un potere su di me. Io sono entrato adesso nella Chiesa di Dio, dove Cristo è il mio Re. In questa Chiesa di Dio arriva una persona come io, un ignorante, una persona piena di vendetta, una persona piena di odio, una persona con amarezza fortissima, una persona con sofferenza, una persona senza speranza, una persona senza gioia. E io arrivo qua e ho bisogno di che cosa adesso? Di essere guarito. Io ho bisogno di essere che qualcuno prenda cura di me. E è questa la Chiesa di Dio. Perciò le persone al mio fianco sono le persone che stavano in questa situazione, sono entrate nella Chiesa per vivere un processo di trasformazione. E è questo senso di essere Chiesa. Perciò che nella ragione che noi stiamo vivendo in comunità, noi cominciamo a passare per questo processo di trasformazione, uscire di questo odio e trasformare in amore, uscire di questa amarezza e trasformare in perdono, uscire di questo dolore e trasformare in speranza, uscire di questo mondo che aveva o potere su di me e vivere una nuova realtà in Cristo. Perciò noi eravamo sotto un potere. E questo potere aveva sopravvento su di me. Chi di noi non ha vissuto tanta amarezza, odio, vendetta, mancanza di perdono? Chi di noi non ha vissuto tutto questo? Tutti noi. E forse oggi noi ancora viviamo con questa situazione. E è un potere delle tenebre che vengono su di noi. Perciò che noi dobbiamo uscire di questo e essere guariti. E qua che entra la preziosità della Chiesa di Dio. La caratteristica della Chiesa di Dio è la presenza dello Spirito Santo. E nós soltanto possiamo essere guariti se lo Spirito Santo comincia a lavorare in mezzo alla sua Chiesa, se lo Spirito Santo comincia a manifestarsi in mezzo alla sua Chiesa e trasformare le persone. E quando le persone che entram com questo dolore nel cuore possano vivere in questa Chiesa un processo di guarigione. Perciò che noi dobbiamo camminare insieme negli altri per portare la gente a essere più simili a Cristo. E le persone che Dio ci ha donato è un regalo di Dio che io possa adesso camminare con queste persone. E il primo ponto di questa caratteristica sta nel versetto 2, di Efesini 4:2. Qual è la prima parola? Suportando-vi gli uni agli altri con amore. Che cosa sopportare? Che cosa sopportare? Ok. L'altra cosa? Condividere i pesi, ok. L'altra cosa, non è sbagliato, ma c'è qualcosa ancora in più. Che cosa è sopportare? Che cosa la sede sta facendo con te adesso? Sta sopportando a te il tuo peso. No meu tempo, quando eu era bambino, adolescente, c'era un gioco che mi piaceva di fare, non soffrire ma fare, e quando qualcuno voleva sedersi, che cosa io facevo? Toglievo la sede e la persona andava per terra. Chi non ha fatto questo? Non ha fatto? Quanti di noi abbiamo fatto questo? Abbiamo tolto la sede di qualcuno e questa persona è andata per terra. Quando stavo è cattiveria proprio. E quando stavo pensando questo,
La cattiveria della Chiesa è quando noi togliamo le sedie di un fratello che va per terra. Dio ci ha chiamato a essere di supporto alle persone che c'è al nostro fianco. Dio ci ha chiamato a sopportare i fratelli e sorelle che sono intorno a noi. Se io non faccio questo, sto togliendo la sedia di questa persona e portando questa persona a cadere per terra. Noi siamo responsabili per evitare che qualcuno cada. Perciò che Paolo stava dicendo qua per mantenere l'unità, perché la nostra vocazione è mantenere l'unità della Chiesa, è sopportare i fratelli e sorelle nelle loro debolezze in modo che loro non cadano. E tante volte noi critichiamo, giudichiamo e non stiamo manifestando l'amore, perciò che sopportare in amore, verso questa persona in modo che questa persona possa resistere nel momento che sono difficili. Perciò io devo imparare dal Signore che il Signore mi ha sopportato nei miei momenti più difficili della mia vita. E se io sono qua è perché c'era le manifestazioni del Signore che mi ha fatto sopportare e adesso io sono qua. Perciò che Dio usa la sua Chiesa in modo che noi possiamo continuare a vivere bene. Quando mi sono convertito, io ringrazio a Dio i miei primi 5, 6, 7 anni di quella chiesa, di 81 fino a 88, che ero in quella chiesa, e che loro mi hanno sopportato con tutte le mie amarezze, con tutti i miei difetti, con tutti i miei problemi. E quella chiesa mi ha sopportato, io sono potuto resistere e stare in piedi fino a oggi, perché c'era una base. Perciò le persone che Dio ci ha donato oggi qua, Dio sta dicendo: Caio, tu devi sopportare questa persona e impedire che quella persona cada per terra. Tu devi camminare con questa persona, conoscere questa persona, non giudicare, non criticare, non distruggere questa persona, anzi, Caio, tu devi sopportare in amore. La sedia non deve essere tolta, ma deve essere inserita. Perciò nel momento della crisi, nel momento del pianto, nel momento dello sfogo, nel momento della difficoltà, è lì che io devo entrare come persona, è lì che io devo entrare con lo Spirito Santo, è lì che io devo sopportare mio fratello e sorella. È così la Chiesa di Dio, è così il senso di essere Chiesa. Perciò è lì che noi dobbiamo vivere questa ricchezza come Chiesa di Dio. E quando facciamo questo, la gente di fuori percepirà: ma come che loro si amano e sono delle persone completamente difficili? Come che loro si amano nonostante le difficoltà? Questa settimana, come abbiamo detto all'inizio del culto, abbiamo celebrato, sì, un funerale qua della sorella Franca Rizzato. E è stato molto bello di ricordare tante cose della sorella Franca Rizzato. E per me è stata una sorella molto preziosa, perché ho conosciuto lei per 14 anni, ma lei sempre quando veniva in chiesa qua nel suo lavoro di patchwork, bussava alla porta della mia sala, entrava per sopportarmi. Quante volte è arrivata lì per prendere il mio orecchio con tanta dolcezza? Quante volte è entrato in quella sala per prendere il mio cuore e ringraziare? Quante volte è entrato nella mia sala per fare una chiacchiera in amore? Mi ha sopportato quella sorella. Io penso che lei ha fatto con tanti fratelli e sorelle che sono qua. Perciò quando eu vedo questa storia della Franca, eu vedo la nostra storia, che noi dobbiamo vivere in questo modo, manifestare questo sopportare in amore con le persone che Dio mi ha donato, non che io ho scelto. Perciò che nello sfogo della mia sofferenza, io posso vedere un miracolo di Dio che prenderà cura di me tra nelle persone. Io devo imparare che Dio agisce verso di me usando i fratelli e sorelle della sua Chiesa. Tante volte noi facciamo non ho bisogno della Chiesa, e questo è dell'inganno più pazzesco che il diavolo sta facendo nella testa delle persone oggi. Noi non abbiamo bisogno della Chiesa. Se noi non abbiamo bisogno della Chiesa, stiamo dicendo: io vado per terra. Perché la Chiesa è l'unica organizzazione spirituale che esiste in questa terra, dove si manifesta lo Spirito Santo che mi insegna a sopportare i fratelli. Se io non ho bisogno della Chiesa, io già sono per terra. È lì che entra la Chiesa. Perciò che Paolo scrisse questa lettera, e scrisse tante le altre lettere usando questa parola: mantenere la vostra vocazione, è mantenere l'unità della Chiesa. Chi prenderà cura di noi? Chi prenderà cura di te?
è la Chiesa di Dio. Chi ti sosterrà è la Chiesa di Dio. Chi guiderà la tua vita è la Chiesa di Dio. Chi ti appoggerà è la Chiesa di Dio. Non c'è l'altro modo, non esiste un altro modo di ragionare, è la Chiesa di Dio. Perciò che noi dobbiamo supportare gli altri sotto la capacità e la potenza dello Spirito Santo. Perciò che Paolo dice: comportatevi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Non è tua, è il Signore che ha dato a te. E tu hai ricevuto per manifestare questo. Noi siamo stati chiamati come Chiesa in questa vocazione di sopportare i fratelli e prendere cura della famiglia di Dio. È la mia responsabilità. E qua entra il secondo punto: sopportare con amore. 1 Pietro 4,8. Che cosa dice? Soprattutto abbiate che cosa? Amore in quale modo? Che tipo di amore? Intenso. Dove? In quale modo? Quando? Amore intenso, gli uni per gli altri, perché l'amore, che cosa fa l'amore? Copre una gran quantità di peccati. Come ho detto all'inizio, la persona al tuo fianco è una persona facile? No. Sono sposato da 31 anni e la mia moglie sempre dice 33 cai, lo so, io sbaglio apposta. 33 anni, io non sono una persona facile. Neanche lei, ok? E ci sopportiamo perché? È l'amore che copre una moltitudine di peccati. Tra una settimana c'è una coppia qua che si sposa. Preparam-se che i prossimi 33 anni saranno più difficili ancora. Ma l'amore che copre una moltitudine di peccati. È facile giudicare o fratello che sbaglia? Sì o no? È molto facile. E quando la gente viene, pastore Caio, ma quello fratello e quella sorella, eu penso che tudo é perché è una persona così, così. Io ho detto, io so che lui è così, così. Ma io devo sopportare in amore. E basta di giudicare mio fratello e la mia sorella, è mio. Basta di criticare mio fratello, è facile di criticare una persona. Um encontro de 2 minuti eu posso trovare um elenco de problemas no meu fratello e sorella, e troverò. Mas se o meu esguardo cambia, eu comincio a amare quello fratello e sorella, adesso eu comincio a sopportare in amore e eu comincio a coprire i suoi peccati. Non è mettere o peccato sotto o tappeto, è l'altra storia. Mettere o peccato sotto o tappeto è un'altra storia. Eu estou coprendo i peccati, o problema di mio fratello, con l'amore che Dio mi ha insegnato, e adesso eu comincio a perdonare, eu comincio a guarire, eu comincio a portare mio fratello e mia sorella nella santità che Dio mi ha donato. Perciò che quando eu vedo um fratello e uma sorella sbagliando, eu devo andare lá a sopportare, in modo che lui non cada espiritualmente e possa essere rafforzato e che cresca. E è l'amore che mi fa portare che o fratello a uscire del peccato. Senza amore non è indifferenza. E qua che io vorrei parlare oggi un po' di questo. Tante volte noi diciamo, la vita cristiana può essere grigia. No, o è bianca o è nera. Nella vita cristiana non esiste metà strada. O io sono con Cristo o io non sono con Cristo. La vita cristiana non è oggi sto più o meno. O io sto o non sto. Nós estamos cercando de fare um pensiero, uma linha de pensiero um po' grigia, pericolosa, que tudo se pode, que não é um problema. É um problema. La vita com Cristo, ou eu sono com Cristo, ou eu não sono com Cristo. Ou eu sou um servo do Senhor, ou eu não sou um servo do Senhor. Não existe metà estrada. E o amor não existe, ou eu amo, ou sou indiferente. Se eu não amo, qual é a outra azione che io pratico? Comincia com O e finisce com Dio. Ódio. Se eu não amo meu fratello, eu odio meu fratello. Se eu não vivo em amore com i miei fratelli, eu estou vivendo em ódio com i miei fratelli. E tu dirás, pastor, não é proprio così? A parola di Dio mi insegna questo. E não é aquilo que tu pensa, é aquilo que a parola mi insegna. Perciò che la parola di Dio è molto chiara. Eu devo amare. Perché se non esiste l'amore, esiste o contrário di amore. E o contrário di amore è odiare.
Perciò che senza amore non è indifferenza, ma è odiare. Perciò quando eu não amo, eu odio. Quando eu me vedo meu fratello cadere per terra e non faccio niente, estou manifestando che cosa? Ódio verso meu fratello. Perché sto permettendo che lui vada per terra. Eu devo manifestare questo supportare in amore. Proverbi 10:12. L'odio provoca che cosa? Liti, ma l'amore copre ogni colpa. L'odio provoca separazioni, conflitti, ma l'amore copre ogni cosa. Amare è perdonare, odiare è scontrarsi. Amare è togliere l'amarezza. Odiare è manifestare ira e lasciare indietro. Perciò che Dio mi dice qua, per mantenere questa mia santa vocazione, che Dio mi ha chiamato, che è mantenere l'unità di questo corpo, io devo amare i miei fratelli e sorelle che Dio ha scelto per me. Perciò che io devo vivere questa esperienza, di vivere questa intimità con il Signore, è Lui che ha chiamato le persone a me. L'amore deve essere la motivazione per questa camminata. Senza amore io non posso mantenere l'unità del corpo. Amare è manifestare azione verso la persona. E qua viene l'altra parola importante. Amare è con sacrifício. Eu devo pagar um alto preço per manifestare questo amore verso le persone che Dio mi ha dato. E tante volte noi non pensiamo di fare sacrifício, ma Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo figlio, Gesù, come sacrifício. Interessante in questo periodo, da 2 mesi che io e il pastore Sandro stiamo facendo le meditazioni. Qual è l'argomento? Chi stava seguendo le meditazioni? Potete alzare le mani, io non guardo. Cari, voi non potete immaginare o quanto queste meditazioni stanno cambiando la mia vita. Abbiamo preso tutti i versetti biblici che c'è la parola amore. E stiamo facendo le meditazioni. Finirà adesso 8-9 di giugno. E non è semplice, ma è prezioso. E ogni volta che io ascolto o che faccio una meditazione sull'amore, io vedo, wow, che autorità della parola del Signore. E è interessante, le persone che non sono della Chiesa mi chiedono, tu non hai inviato le meditazioni oggi? Ok, invio. Nel funerale di Franca qua, 2 o 3 persone mi hanno detto, ho detto a Astrid, anche al pastore Sandro, Franca sempre ti inviava le meditazioni, non dimenticare di noi. Wow! Carissimi, l'amore non è come io penso, è come la parola ci insegna. Amore è un sacrificio, amore è pagare un prezzo. Amore è sapere che il tempo non è mio, è di Dio. Amore è sapere che io devo tante volte uscire di casa per sopportare un fratello. Amore è abbandonare i miei privilegi, i miei diritti per un fratello, per una sorella. Amare è fare delle cose che per me sembrano una pazzia. È lì che io dimostro amore, altrimenti è odio. O ódio mi fa stare a casa, nel mio conforto, stare a casa nella mia tranquillità. L'amore mi fa essere un servo pagando un alto prezzo. È un sacrificio. Perciò che eu devo manifestare un sacrificio verso l'altro. Altrimenti è questo egoismo della mia vita pensando in me. E tante volte noi diciamo, ma io non riesco a amare come Dio mi ama. Ma la parola di Dio ti dice l'altra cosa. Romani 5,5. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato... Dove? Dove è l'amore di Dio? Dove? Nei nostri cuori, mediante lo Spirito Santo che ci ha donato. Lo Spirito Santo è Dio? Sì o no? Dio è amore? Sì o no? Se Dio è amore, lo Spirito Santo è Dio. E dal momento che ho accettato Gesù nella mia vita, lo Spirito Santo è venuto a abitare in me. Chi abita in me? Lo Spirito Santo. È Dio. E se Dio è amore, l'amore di Dio è nella mia vita. Perciò non c'è scusa per dire che non riesco a amare come Dio mi ha amato. Non c'è scusa per dire, ma Dio è... Non c'è scusa.
Perché questo amore di Dio è stato versato, è stato sparso nel mio cuore con la presenza dello Spirito Santo. E io sono in grado di amare le persone difficili e amare delle persone che sono accanto a me. Io sono in grado di amare sì. O problema è che c'è quella battaglia dentro di me. Cai o Spirito Santo, cai o Spirito Santo, cai o Spirito Santo. E quando eu manifesto caio, non c'è l'amore. Ma quando eu manifesto o Spirito Santo com a minha vida, é o Espírito Santo e o amor de Deus que guarisce, que transforma, que faz miracolo, não só nella minha vida, mas anche nella vita dei miei fratelli e sorelle. Eu devo pagar um preço, é um sacrifício. Amor é collegado com a minha morte. Perciò che Paolo stava dicendo, la tua vocazione è mantenere l'unità di questo corpo. La tua vocazione, tu devi avere questo comportamento degno di questa vocazione per essere un servo e mantenere l'unità di questo corpo. E la tua vocazione che ho dato lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio in te e che tu possa sopportare le persone. È questo che Dio ti chiama. E adesso noi andiamo al terzo punto, che si chiama sforzo. E o texto diz, esforçando-vi de conservar l'unità do Espírito com o vínculo della pace. Vive la chiesa di Dio una passeggiata o no? Non è una passeggiata, è sforzo, è impegno. Questa mattina stavo parlando com uma pessoa qua della chiesa e ho detto a lei, stiamo vivendo um período maravilhoso, molta pace, molta serenità, ma questo ti sta preparando per una prossima batalha. Você está preparando para uma próxima batalha. Estamos vivendo um período muito belo. E eu ringrazio a Dio per questo período de pace. Mas a Chiesa não vivrà pace. É de batalha em batalha em batalha. Mas é ali que eu devo avere um esforço per mantenere l'unità do corpo de Cristo. Altrimenti eu sou um egoísta. E eu me allontano, é questo que ensina a parola. É ali que eu devo haver o esforço. Significa que tinha um grande combatimento nella minha vida. É a minha carne e o espírito. É com esse esforço que eu devo viver. Esforço significa que eu farò qualcosa que eu não vorrei fare. Ti piace andare al lavoro domani e prendere scatole di 40, 70 kg? É esforço. Ti piace andare al lavoro domani e passare 8 ore ali com um lavoro que se ripete sempre? É esforço. Ti piace stare na chiesa com i conflitti e que tu devi imparare a amare e a portare la pace? É esforço. É esforço que Dio sta mi chiamando a fare. Dio non mi ha chiamato a una pigrizia spirituale. Dio mi ha chiamato a un esforço. Perciò con lo sforzo, con amore pieno dello Spirito Santo, io farò un miracolo nella mia vita e nella vita degli altri. E quando eu manifesto questo sforzo, dopo che finisce, eu dirò, io non sapevo che io ero in grado di fare questo. Io non sapevo che questo mi fa tanto bene di manifestare questa azione do Signore. Gesù e Paulo stavano gridando per questa unità di un corpo di famiglia e questo modo di essere chiesa, di essere conosciuto. La gloria di Cristo sarà conosciuta in mezzo a noi quando c'è questa unità, quando c'è sforzo comune tra di noi. È sforzo. Perciò che Paulo stava dicendo, sforzando-vi, sopportando-vi in amore. E abbiamo già visto umiltà e mansuetudine. Sono le caratteristiche che noi dobbiamo imparare e sviluppare in mezzo alla gente. Perciò che Dio ti dà delle persone che veramente sono difficili, in modo che possa essere mansueto, pazienza, sforzo, sopportare e amare. È facile amare le persone che sono simili a noi, che sono le persone tranquille, ma Dio ti dà delle persone difficili. E quando io penso, pastore, ma io sono una persona difficile, basta andare allo specchio, ma io so che Dio mi ama come io sono. Io devo imparare questo. Sforzo. O popolo di Dio deve lasciare la pigrizia, la propria volontà, i propri concetti e entrare nella realtà dell'eternità. Basta di pensare, io penso così. Basta di dire questa frase, io penso così. È la parola che mi insegna quale modo che io devo sforzarmi a mantenere l'unità del corpo. La tua vocazione è questa.
La tua vocazione è mantenere l'unità di questo corpo, com esforço, com combattimento interno molto grande. E l'ultimo punto qua è stato il punto che mi ha toccato di più in questo messaggio. Perché prima di predicare a voi, ho già predicato a me. E qua dice vincolo della pace. Che cosa vedete lì in questo disegno? 2? Che rappresenta 2? Chi già è stato qua messo in carcere? C'è qualcuno o no? Chi già ha ricevuto delle manette qua? Nessuno? Ho ricevuto delle manette nel giorno 9 di marzo del 1991, quando mi sono sposato. Ma prima eu já avevo ricevuto le manette. Ho ricevuto nel giorno 25 di aprile del 1981, nel giorno che mi sono convertito. Quando stavo preparando questo messaggio, stavo studiando la parola vincolo. E eu não avevo capito che cosa era a parola vincolo. Ho scoperto adesso, 2 settimane fa. Che cosa è vincolo? Eu sono ammanetato, posso dire questa parola? Con la persona intorno a me. Dal momento della mia conversione, io ho messo delle manette per essere ammanetato con le persone dentro della Chiesa. Io sono un prigioniero dei miei fratelli. Questa parola vincolo significa questo. Quando ho letto questa parola, che io sono adesso ammanetato con mio fratello, nós siamo ammanettati tra di noi, significa che noi abbiamo lasciato tutti i nostri diritti e abbiamo lasciato tutti i nostri pensieri e libertà, perché adesso facciamo parte di un solo corpo. Quando Paulo usa questa espressione vincolo della pace, significa che da quel momento che eu appartengo alla Chiesa di Dio, noi siamo ammanettati uno con gli altri. Tu sapevi che tu sei un prigioniero con tuo fratello? Sapevi? Neanche io ho scoperto facendo questo messaggio. E è interessante che dopo impariamo che quando noi togliamo le manette è perché noi stiamo cercando la nostra libertà, il nostro diritto, il nostro egoismo e noi abbandoniamo il vincolo della Chiesa. Quante persone hanno tolto le manette? Perché hanno cercato i propri desideri umani. Egoismo. Quante persone che sono continuate qua ammanettate uno con gli altri? Perché stanno cercando la vocazione che Dio ti ha dato. Prendi la mano del tuo fratello adesso, la tua sorella. Sicuramente le persone vicino a te sono le persone che tu hai più, come si dice, contatto, no? Prendi la mano di questa persona. C'è una sorella qua che è da sola qua. Prendi la Monique la mano di lei. Prende la mano. E stringe questa mano e dicendo così, tu sai che sono imprigionata con te? Tu sai che tu sei una persona difficile, ma sono imprigionato con te? Tu sai che io sono una persona ancora più difficile di te, ma tu continui a essere imprigionata con me? Quando eu estava preparando com essa mensagem, eu estava pensando em deportar delle manette qua in chiesa hoje e ammanettare tutti i membri della chiesa qua che voi potete e mettere le chiavi e buttare via. Perché è questo che significa essere chiesa. È questo che significa essere chiesa. Io sono qua un prigioniero del mio fratello e della mia sorella. Eu não estou cercando a minha liberdade, estou cercando de essere aprigionato ancora di più. É qui que eu suporto, é qui que eu amo, é qui que eu manifesto a unidade della Chiesa. Ma quando eu cerco di uscire di queste catene, di queste manette qua, estou cercando di pensare solo a me stesso. Ma Dio ti ha inserito qua per camminare attaccato, collegato uno con gli altri. Tu sei un prigioniero di tuo fratello, tua sorella. Potete liberare le mani, ok? Nós siamo incarcerati. E dove era Paulo quando scrisse questo messaggio? In carcere. Perciò che lui usa questa espressione, vincolo.
Lui era in carcere per il Vangelo. Noi siamo in carcere qua uno con gli altri per il Vangelo. Noi non siamo in carcere fisico, ma siamo spirituali qua. O quanto è prezioso quando vediamo, quando c'è una sofferenza nella chiesa, stiamo assieme. Quando c'è una festa, stiamo assieme. È questo senso di essere chiesa, aprigionati, ammanettati, uno con gli altri. Essere chiesa é avere questo vincolo della pace. Quando vogliamo la nostra libertà e i nostri diritti, noi stiamo rompendo, tagliando questo legame. Non possiamo. Appartenere alla Chiesa di Dio, alla famiglia di Dio, significa che sto imprigionato con i fratelli e sorelle. Ti piace essere imprigionato con queste persone? Nella carne, risponde, no, pastore. Nello Spirito Santo, nella potenza dello Spirito, possiamo dire, sì, mi piace, perché sono state le persone che Dio mi ha regalato per amare, mi ha regalato per servire. Tu sei aprigionato. Siamo un solo corpo. E è questa la nostra santa vocazione. È questa la nostra vocazione. Non c'è l'altra storia. Altrimenti perdiamo quello che è prezioso che Dio. Preghiamo? Pensa nella tua vita. Come sta la tua vita oggi aprigionato con i fratelli e con le sorelle? Servo, amando, sopportando. E questa è la vocazione che Dio mi ha donato. Questa è la vocazione che ho ricevuto dal Signore. Nostro Padre, grazie perché le persone intorno a me non è una scelta mia, è tua. E se è tua, Padre, è perfetta. Perché io devo morire per essere aprigionato, per mantenere questa santa vocazione. Ti ringrazio, Padre, perché quando sono aprigionato con i miei fratelli e sorelle, io posso vedere la tua vita in me. Quando Cristo è stato messo in quella croce, con quel chiodi, lì mi ha dato vita eterna. Ti ringrazio, Padre, perché lo stesso Gesù pregò e fece una preghiera per questo vincolo della tua Chiesa qui. Lo stesso Gesù che prega chiedendo pela unità e che possiamo essere unici come tu, ó Padre, sei con il Figlio. Così sia con noi. Non è una decisione mia, è tua. È la tua parola che è l'autorità che rivela su questo. E quando Paolo dice che io devo comportarmi in questa vocazione, era su questo che lui stava parlando. Mantenere questa unità. Grazie, Padre. Grazie. Grazie, Padre, che possiamo camminare come veri servi, aprigionati, ammanettati uno con gli altri. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Se já dato um abraço no teu fratello, pode dar o secondo. Se não hai dato, pode dar o primo. Questa persona è un regalo che Dio ti ha dato. E se tu sei ao fianco della tua moglie e do tuo marito, spero che sia il 10º abbraccio adesso, ok? E non il primo di questa mattina. Abbraccio, perché Dio ci ha dato questo regalo. Lodiamo, offriamo, cantiamo quale cantico? Nostro Dio è grande. Mentre cantiamo, ci sono qua l'ultima domenica che saremo raccogliendo le offerte per il Brasile. E c'è la bandiera qua del Rio Grande do Sul, perché quello è stato la misura, la grandezza di questa alluvione è praticamente la regione del Veneto, per vedere la dimensione. Oggi, questa mattina, ieri ho ricevuto 2 video, questa mattina un l'altro. È triste vedere le famiglie che hanno perso
tutto, tutto. E ce l'ho un amico di là che ha perso tutto, mi ha fatto vedere la sua casa che non c'è più. Só qualche muro, non c'è più. Ha perso tutto. Noi stiamo bene. Perciò è il momento di fare un'offerta. Vogliamo inviare già questa settimana. Le persone mi dicono, ma pastore, prossima settimana possiamo ofertare? Sì. Ma puoi fare un bonifico scrivendo alluvione, Brasile, e noi staremo inviando direttamente lì a questa regione che è stata colpita. Ok? E ancora non si sa i numeri di tutto questo disastro, ok? Perciò stiamo in questa scatola, facciamo la raccolta per inviare queste donazioni in Brasile e raccolta di decima di offerta che facciamo adesso per mantenere la opera di qua. Grazie a Dio, questa settimana, prossima settimana, dove è Sorin? Cominciamo a inserire i condizionatori nella sala nera, no? Domani arrivo con 2 condizionatori, grazie a questa chiesa che serve, che offre, così la sala nera significa adesso una sala che si può usare nell'estate e anche nell'inverno, avrà una temperatura molto più adatta, ok? Domani arrivo i condizionatori, prossima settimana già saranno tutti installati, grazie a Dio per questo. Ma se volete fare qualche offerta ancora per i condizionatori, potete fare, ancora stiamo raccogliendo, ok? E grazie a Dio, che Dio benedica e continua a usare la sua chiesa alla crescita del Vangelo. Possiamo stare in piedi? Cantiamo. O nosso Dio è piccolo e grande? È grande. Cantiamo adorando e facciamo l'offerta cantando questo cantico, perché grande è il nostro Signore e facciamo con gioia e con allegria, ok? Ok. Grande in potenza tu sei, vista e ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Grande in potenza tu sei, vista e ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei,
Padre perché sei grande. Ti ringrazio perché tu sei il nostro Dio, Padre. Ti ringrazio perché sei sempre accanto a noi, Padre. Ti ringrazio perché ci mostri la via, Padre. E ti ringrazio per tutto quello che tu ci dai, per tutte le benedizioni, Padre. Nel tuo nome santo. Amen. Potete servire. Ok, gli avvisi? Allora, Letizia, campeggi, ragazzi? Ok, adolescenti e giovani? Tutto bene? Sì? E sposati non possono andare più, ok? Possono, sì, ok? Ok, non dimenticare le iscrizioni, stiamo camminando. I campeggi di preadolescenti e bambini? Tutto ok? Informazioni? 25 maggio è stato ieri, ringraziamo per questo evento dell'associazione. È stato prezioso vedere le persone qua e che la Chiesa possa essere più presente in queste attività. Okay? È stato bello vedere tante persone fuori dalla Chiesa e che noi possiamo dare questo valore. Okay? Rallegrati giovani, che sarà il primo rallegrati di giovani della Chiesa qua della regione del Veneto, sarà il 8 di giugno alle ore 18. Okay? Se tu sei giovane puoi venire, se tu sei anziano puoi venire lo stesso. Okay? Ma sarà un stile proprio giovane. Nico Battaglia, chi non conosce la storia di questo cantautore, è una storia molto interessante, fortissima. Lui ha avuto un cancro, no? E praticamente è un cantautore, ha perso la capacità di cantare e adesso sta nuovamente cantando e adorando il nostro Signore, un miracolo. Okay? Lui sarà con noi qua il 29 di giugno, alle ore 19. Ok? Va bene, gli altri avvisi. Preghiera, questo giovedì presenziale qua a Treviso. Un amore con sacrificio. Chi può venire, ok? Possiamo stare qua in preghiera questo giovedì in presenziale, c'è anche online alle ore 20, ok? Questo giovedì, venite qua, facciamo, adesso le giornate sono lunghe, sono belle, e dopo questo andiamo a mangiare un gelato lì, Pastore Sandro offre per tutti quelli che verranno, ok? Lui non c'è oggi, ma altrimenti Isabella offre, no? Ok, prossimo giovedì. Finite le avvisi? Ok? Grazie. Tu che sei con noi oggi la prima, seconda volta, grazie, che Dio ti benedica e possa camminare in questa grandezza d'amore di Dio. Una buona giornata, andate nella pace e aspettatemi che io arrivi in fondo, ok? Non